Per molto tempo Racalmuto ha coltivato un sogno, quello di rimanere immune dalla violenza criminale che attanagliava e attanaglia i comuni che circondano Racalmuto, e cioè Favara, Canicattì, Palma di Montechiaro. E per molto tempo Racalmuto ha infatti rappresentato quasi un'oasi felice in questo triangolo, anzi è stata il simbolo culturale della provincia di Agrigento, per via del fatto che a Racalmuto è nato Leonardo Sciascia, che Leonardo Sciascia ha spesso vissuto a Racalmuto, ma non solo per questo probabilmente. Poi improvvisamente comunque questo sogno si è infranto e adesso sta assumendo le fattezze dell'incubo, ed è per questo che Carmelo Sardo è andato a ripercorrere la storia recente di Racalmuto, questo passaggio da isola felice a zona tormentata come tante altre dalla violenza criminale, ed è il servizio che andiamo a vedere insieme. Fino a qualche anno fa era un paese tranquillo, solo sporadicamente si registravano episodi di cronaca nera, ma nulla di particolare, fatti di scarsa rilevanza, che non lasciavano assolutamente presagire quello che si sarebbe scatenato di lì a poco tempo. Oggi purtroppo non è più così, e Racalmuto rischia di esplodere stretta nella morsa di una criminalità che nel giro di appena un anno ha fatto registrare episodi gravissimi. Il disagio è evidente soprattutto tra i cittadini e cresce proporzionalmente alla paura. Ma c'è anche il disagio dei politici per un paese che, a loro giudizio, rischia di diventare incontrollabile e che vive, secondo l'opinione di alcuni inquirenti, una situazione di riflesso, conseguenza delle tensioni esistenti nel resto della provincia. Tutto può farsi risalire all'omicidio di Francesco Sciascia, 57 anni, un piccolo possidente, un uomo apparentemente tranquillo che conduceva una vita riservata. Mai una discussione, nessun precedente penale. Viene ucciso in contrada a Comete nel mese di luglio, un colpo di fucile alla nuca calibro 16. Il cadavere viene trovato davanti alla porta della sua abitazione di campagna. Sciascia viveva da solo, scendeva raramente in paese, pochi contatti con la famiglia. Una vita dunque tutto sommato tranquilla. Ma perché è stato ucciso? Una domanda che non ha ancora trovato risposta. Un delitto senza spiegazioni, avvolto nel mistero. A distanza di qualche mese, siamo nel gennaio del 91, la contrada a Comete di Racalmuto ritorna misteriosamente ancora una volta in prima pagina per un altro omicidio. Questa volta a cadere fulminato dalla lupara è un uomo di tutto rispetto, Alfonso Alfano Burruano, 74 anni, anche lui possidente. I killer lo freddano davanti alla sua villetta, lo colpiscono in pieno viso, sfigurandolo. Burruano non ha rilevanti precedenti penali, solo una proposta di soggiorno obbligato negli anni 60 che viene però rigettata. È comunque ritenuto personaggio carismatico, in grado di redimere liti e controversie, punto di riferimento per molti. La sua morte apre pesanti interrogativi. Prima di arrivare all'omicidio di Burruano, altri episodi sconvolgono Racalmuto. Durante l'estate, ancora in contrada Comete, qualcuno dà fuoco alla casa di campagna di un carabiniere in servizio presso la caserma del paese. Altre case nella stessa zona vengono incendiate. Contemporaneamente si scatenano le bande di ladri che saccheggiano molte abitazioni di campagna e del centro abitato, non risparmiando nemmeno la chiesa madre, da dove una notte agli inizi di dicembre vengono trafugati preziosi ostensori, pissidi e perfino un'antica lettiga. Ma la catena di violenza si allunga sempre di più, non accenna minimamente ad arrestarsi. A dicembre un altro episodio inquietante. Salvatore Alaimo, 27 anni, sottoposto nel passato a misure di prevenzione come la sorveglianza speciale e il soggiorno obbligato, scompare, inghiottito nel nulla. La sua auto viene trovata il 17 dello stesso mese e abbandonata in via Garibaldi davanti alla sala biliardi, lo Spaccone. Del giovane ancora oggi nessuna notizia. La convinzione che si va ormai radicando in tutti è che Alaimo sia rimasto vittima della cosiddetta lupara bianca. Dopo l'omicidio Burruano, l'ultimo episodio criminoso che si registra in paese è il tentato omicidio dell'operaio Ciro Chiarelli, 45 anni, incensurato. Gli sparano mentre lavora in una vigna in contrada Bovo. Chiarelli, anche se ferito gravemente, se la caverà. Anche il movente di questo delitto fa navigare gli inquirenti in un mare di ipotesi, perché anche in questo caso il fatto stenta a trovare una plausibile spiegazione. Adesso la domanda che tutti si pongono con una certa insistenza è se ci sia un collegamento tra i vari fatti delittuosi, perché naturalmente, se così dovesse essere, c'è la prospettiva concreta che la catena di sangue si allunghi sempre più.
Racalmuto, allarme e criminalità, titolava in prima pagina nel numero di gennaio Malgrado Tutto, il giornale locale. Qualcuno in paese giudicò quel titolo eccessivo, ma i fatti purtroppo dimostrano che quella preoccupazione era più che fondata. Racalmuto comincia a fare i conti con la violenza, con la mafia, con la droga che negli ultimi tempi sembra avere irrimediabilmente assediato il paese. Ma forse sia ancora in tempo per evitare che la situazione precipiti ulteriormente, per evitare che il paese di Leonardo Sciascia diventi una seconda Palma o Gela. Il bar di un grande albergo come luogo di incontro, luogo di passaggio di un'umanità particolare, l'umanità degli scrittori di successo, dei pittori affermati, dei grandi musicisti, dei registi cinematografici. L'hotel in questione è l'Albergo delle Palme di Palermo, il più prestigioso della città. L'uomo che racconta questa storia è un barman, il barman dell'albergo Toti Librizzi, il quale ha un album particolarissimo, un album fatto dai disegni, dagli autografi, dai messaggi lasciati da tutti gli ospiti illustri che sono passati attraverso l'albergo. E la storia che ne viene fuori è una storia veramente affascinante. Vediamola insieme. L'Hotel delle Palme è un albergo che nasce in origine ai primi dell'Ottocento come villa. Sono i fratelli Ingham, dei fratelli inglesi interessati all'esportare il marsala dalla Sicilia, che realizzano questa bellissima villa. Nella metà dell'Ottocento viene trasformata in un albergo. Viene un grosso albergatore siciliano dal nome Ragusa, dove ne fa uno dei più grossi alberghi siciliani. Viene a svernare in Sicilia un enorme quantitativo di gente, diciamo, che conta in quello che è l'Europa. E quindi, niente meno, approda Wagner, che è un po' innamorato di quello che era, diciamo, il clima e i profumi dei giardini siciliani, viene l'aspirazione di quello che è l'orchestrazione del Parsifal. E proprio partiamo con il Parsifal con Wagner, che in uno dei saloni qua sopra noi abbiamo un cimelio che è lo sgabellino di Wagner, che vi mostreremo e facciamo vedere. Ma io, dopo aver fatto un'esperienza sia all'estero che nei bar cittadini e altri alberghi, sono entrato in questo albergo come secondo barman addirittura nel 1967. Ma subito dopo divenne primo barman. E in questo tavolo, dove lei vede, sono passate migliaia di personaggi. Migliaia di personaggi e... Intanto vi offro un aperitivo. Che dice, in attesa? Da uomini politici, pittori, scienziati, cantanti lirici, direttori d'orchestra, famosi scrittori. Ne sono passati di tantissimi. Ecco, io per esempio mi ricordo volentieri Renato Guttuso, grosso pittore che tutti noi conosciamo, come scrittore Umberto Eco, Mario Luzzi. Da recente è scomparso, poverino, il grande Taddeo Kantor, il polacco, che proprio un paio d'anni prima mi ha fatto un disegno che vi mostrerò dopo, stupendo, bello. Umberto Eco, grande scrittore, una persona simpaticissima. Una sera hanno fatto le 3:30 del mattino, poiché c'era il nostro pianista, che è un bravissimo pianista che suonava, a lui gli piaceva tantissimo il repertorio, più che altro che suonava il nostro pianista, e si è dato persino al ballo assieme ad altri colleghi scrittori. Mi ricordo c'era Edoardo Sanguinetti, Mario Luzzi e un seguito sempre di scrittori che io non conoscevo, però ecco, hanno fatto un po' una festa stile ragazzi, quindi è molto divertente perché è diventata una cosa privata, però sempre pieno di gente.
Poiché ecco, abbondava questo enorme flusso di personaggi, a me una volta è venuta una, direi oggi, una felice idea, che più che una semplice firma, ho proposto di fare un disegno, visto e considerato il buon rapporto amichevole che avevo con questi personaggi. E fino ad oggi conto addirittura più di 2000 disegni, schizzi, disegni e scritte, e quindi ne sono orgoglioso di questo. Ecco, io vi mostro una minima parte di quello che è la mia raccolta. Questo è il pittore Nino Tirinnanzi, era niente meno l'allievo di Rosaio, un pittore che oggi ha più di 70 anni. Ogni anno che veniva mi faceva un disegno. È partito facendomi un viso di una sicilianina, così l'ha definita lui. Le ho raggruppate perché mi è piaciuta l'idea. L'anno successivo mi ha fatto un giovane, sempre con le espressioni del siciliano. L'anno ancora, il bambino che nacque, definisce lui, dalla marachella dei due giovani. Qui c'era Arnaldo Pomodoro. Arnaldo Pomodoro, questo mi disse che era una spirale che ha realizzato a Gibellina. Qui c'è un pittore, si chiama Buona Volontà, un bravissimo pittore romano. Emilio Greco, l'allievo di Emilio Greco che ha visto il maestro, si è voluto inserire, mi ha fatto piacere fra l'altro. Qui c'è Galeppini, colui che ha fatto Tex Away, il fumettista. Umberto Eco, e scrive: alle palme il mio miraggio a Palermo. È carino, il monachello, il simbolo del suo. Qui c'è invece un disegno di Salvatore Fiume, anche lui l'ho visto diverse volte, una persona amabile, proprio un grande pittore effettivamente. Franco Tomasini è un pittore siciliano, mi ha un po' fatto un disegno in quello che è Vileggia con tutto il golfo. Qui c'è un pittore toscano, si chiama Godi. Lauricella, Mauro Bolognini, regista. Paolo Stoppa, pace all'anima sua, ma un bravissimo attore, mi piaceva fra l'altro. Nikita Magalov, uno dei pianisti numero uno direi a livello mondiale. Renato Guttuso, molto caro a noi perché era appunto di casa. Qui c'è in un congresso del Partito Socialista ho raggruppato niente meno che direi quasi tutti i leader dei vari partiti italiani. Mi ricordo che si facevano i complimenti fra uomini politici dove invitavano per primo a firmare Ciriaco De Mite, che dicevano lui è importante, e come infatti parte per primo nell'atto. Questo è Giancarlo Giannini, aveva girato un film Mi manda Piccone. Ecco, questo è un disegno dove direi è abbastanza un po' particolare. Questo è il famoso Taddeo Kantor, il polacco, uno degli uomini conosciuto a livello mondiale per quello che era il settore teatrale. E mi ha fatto questo disegno stupendo, direi uno dei più bei disegni della collezione, perché vide che c'era Penderecki, Krzysztof Penderecki è uno dei compositori viventi polacco, che abbiamo avuto pure noi l'onore di averlo ospite in albergo, che appunto non si è espresso in un disegno, però mi ha fatto delle note musicali. Qui c'è Cesare Valletti. Cesare Valletti era un grande tenore, me lo dicevano anche Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Gianni Raimondi, e lui è stato un tenore che ha avuto, diciamo, una breve carriera di 10 anni, però ha smesso non perché non aveva la voce, proprio ha deciso io non voglio più cantare. È un bravissimo tenore. Qui c'è Lino Banfi, uomo abbastanza divertente. Qui c'è Renzo Trapani. E qui invece assurdo, Padre Virgilio Rotondi. E si definiva il braccio destro del Papa, ma perché mi raccontava che il Papa lo invitava quasi tutte le sere, amava moltissimo quello che era la sua compagnia, principalmente lo spirito, me l'ha confidato, me l'ha detto. Qui c'è Lea Padovani, Massimo Valentini, il famoso presentatore della televisione che, poverino, è morto anche in un'età, direi, giovane. Qui c'è il pronipote di Riccardo Wagner, Sigfrido Wagner. Salvatore Solito, ho diversi disegni da lui, anche questo. E questo è il grande architetto Manfredonia Nicoletti, architetto che ho visto anche
A lui lo conosco da, direi, una ventina d'anni e lo vedo spesso perché è interessato in quelle che sono le varie ristrutturazioni delle università e Palermo, che ne ha tanto di bisogno, viene spesso. Qui c'è il grande Paul Hoffer, è l'architetto conosciuto da tutti, direi, gli architetti a livello internazionale, lo definiscono il papà dell'architettura. Poveretto anche lui, dovuto, credo, a un fatto di anni, e da recente non c'è più. Salvatore Accardo, grande violinista, lo ricordiamo, a parte che lo vediamo di tanto in tanto quando viene a fare dei concerti, lo ricordiamo volentieri perché, a parte di essere un bravo violinista, è anche un uomo di una sensibilità umana incredibile. Qui c'è Miura, è uno dei più grossi pittori giapponesi che ha vinto un concorso nella sua nazione e ha voluto conoscere l'Europa, quantomeno aveva sentito parlare molto della Sicilia, dell'arte che noi deteniamo, e che è venuto, ho avuto anch'io il piacere di conoscerlo. Qui c'è i premi Nobel russi che in delegazione hanno assegnato il premio letterario Mondello. Salvatore Solito a Edoardo Sanguinetti della letteratura. Buffo perché lui mi disse: io non ho mai fatto un disegno in vita mia perché non so disegnare. Anche a scuola, sin dall'inizio delle scuole elementari, ero una peste, non riuscivo a fare un disegno. Però, visto e considerato la serata, l'occasione della serata, ha abbozzato a farmi un disegno. Devo dire, tutto sommato, che lui è un genio per la scrittura, per la poesia, però è riuscito anche bene in quello che è il disegno. Questo è Giuseppe Tornatore che, avendo visto il suo film e avendolo conosciuto qua in albergo, mi aveva assicurato che vinceva l'Oscar. È andata così, sono rimasto contento io per lui, e fra l'altro è una... devo fare... Renzino Barbera, ironicamente, mi ha fatto una vignetta sulla Sicilia. Mario Messirole, che ha portato in America l'Ulisse che viene, il regista Mario Messirole. Qui c'è Domenico Modugno, che io lo conosco da circa una trentina d'anni e che nell'89 l'ho rivisto e contento, fra l'altro, si esprime, ma ha disegnato un'orchidea. Io ho avuto il piacere di conoscere, non sapevo che fosse Monsignor Cappucci, perché aveva un'espressione, un carisma, direi, un po' al di fuori del normale. Mi sono informato, ma chi è quel signore con quella barba? Monsignor Cappucci. E quindi ho chiesto di scriverne qualcosa nell'album e mi ha scritto in due lingue, in francese e nella sua lingua originale, che mi ha detto che è un disegno, perché io richiedo il disegno a coloro che... Ellie Wallach, l'attore che gliene avevo accennato prima, una persona molto simpatica a me, si è fatto addirittura in testa a quella che è la Statua della Libertà, mettendosi la sua caricatura.